Il Galpa Tavino con la provincia di Padova in collaborazione con l'Università di Padova hanno scelto il geocaching quale strumento di promozione territoriale. Se anche voi siete curiosi di sapere di che cosa si tratta, seguiteci alla ricerca dei tesori di Monselice, Mission Geocaching. Un progetto decisamente innovativo, divertente e all'avanguardia, una caccia al tesoro ipertecnologica a squadre che sabato 13 settembre, nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale denominato REM, ha visto protagoniste le bellezze paesaggistiche e storiche di Monselice. Questo progetto di valorizzazione del territorio è un progetto che nasce da una cooperazione fra 6 GAL del Veneto, un territorio che parte da Chioggia e arriva fino alle montagne vicentine. Un progetto che vuole far scoprire il territorio anche attraverso la conoscenza di personaggi letterari e artistici del territorio stesso. E l'abbiamo arricchito con l'esperienza di oggi qui al geocaching, che tra l'altro l'abbiamo fatto in collaborazione con l'Università di Padova, che abbiamo scoperto anche noi essere un punto di riferimento a livello internazionale. I ragazzi attraverso lo smartphone, il tablet eccetera andarono a scoprire quelli che sono i tesori di Monselice in questo caso, che abbiamo nascosto e quindi valorizzeranno il territorio. Il geocaching di quest'oggi è solo la punta dell'iceberg di un grandissimo progetto. Di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto che è un progetto di cooperazione transnazionale che vede 6 GAL del Veneto come partner e un GAL della Finlandia appunto come partner. È un progetto complesso e articolato, il geocaching appunto è oggi un momento forse più tra virgolette popolare ed è l'evento tra l'altro che rivela ciò che è nascosto, perché il geocaching sarà una caccia al tesoro permanente. Il geocaching è un'attività ludica, un gioco, nasce così, che prevede la ricerca di tesori, una moderna caccia al tesoro a partire da un indizio che è la coordinata geografica. Questo strumento si inserisce molto bene perché permette di nascondere dei contenitori che resteranno in maniera perenne nel territorio, in modo tale da essere visibili sulla mappa del sito della compagnia, insomma, che è ufficiale, che è www.geocaching.com, all'interno del quale si vede nella mappa si vedono tutti i punti in cui il progetto ha studiato, ha lavorato e che ha deciso di valorizzare. In questo senso il geocaching è uno strumento che permette una valorizzazione diversa del territorio, con un target che è non sempre giovane, ma sicuramente di persone che amano la vita all'aria aperta e l'esplorazione così anche quotidiana.